Allora, Assessore Canera, oggi è stato presentato il nuovo piano della Regione Veneto, un piano che punta molto sugli influencer, un piano possiamo definirlo anche giovane e per i giovani. Sì, è un piano per i giovani, ma non solo per i giovani. Diciamo che è un piano innovativo perché non solo coniuga la parte tradizionale, quindi la comunicazione sui giornali, sui media nazionali e internazionali, sulle televisioni, ma anche appunto la parte social. Ma la cosa interessante della parte social è che non è che semplicemente si fa una comunicazione in Facebook o in Instagram come fanno molti, ma si usano gli influencer, cioè queste persone che hanno la capacità appunto di influenzare i followers, cioè coloro che li seguono in rete e fargli fare delle esperienze sul territorio. Quindi prima la fa l'influencer, la testa, la mette in rete e poi in rete ci sarà qualcuno che verrà sul territorio a replicare quell'esperienza. Abbiamo visto nel periodo delle riaperture, ad esempio a Valdobbiadene, le piazze piene di tavoli, a Conegliano le pizzerie che hanno messo i tavolini nei vigneti. Cosa ne pensa di queste iniziative e quanto magari può essere più avvantaggiata l'Alta Marca Trevigiana avendo degli spazi ampli? Questa è una cosa che è assolutamente apprezzata dai cittadini e dai turisti. La gente, soprattutto dopo 2 mesi rinchiusa in casa, ha voglia di libertà, ha voglia di stare all'aperto, ha voglia di sentirsi anche in sicurezza, quindi più gli spazi sono ampi e aperti, più uno si sente sicuro. Quindi io la trovo un'idea intelligente, non solo perché permette di conoscere meglio il territorio, ma anche perché è bello vedere le piazze con la gente seduta sui tavolini a festeggiare piuttosto che vedere macchine che circolano. Ecco, quindi credo sia un'idea valida che sicuramente avrà successo. Questa sarebbe stata per il territorio del Prosecco la prima estate dopo il riconoscimento UNESCO. Che messaggi vuole dare a tutti gli operatori del settore dell'accoglienza di questo territorio? Sicuramente è un momento difficile, inutile negarlo, non lo è solo per le colline del Prosecco, ma lo è per tutto il territorio veneto. Sicuramente le colline del Prosecco pagano di più perché erano quelle che negli ultimi 2 anni erano cresciute di più in termini percentuali, quindi magari non erano famose dal punto di vista dei numeri assoluti, che ne so, non avevano i numeri di Venezia o del Lago di Garda, ma in termini percentuali erano cresciute molto di più. Quindi adesso vivono questo blocco, tra l'altro anche legato al tema dell'aeroporto di Treviso che speriamo riapra presto.